direi che siamo in quasi perfetto orario e quindi mi fermerei poi a questo primo giro con Silvia Fasinato, che è sindaco di Cassola, in provincia di Vicenza. Grazie. Buonasera a tutti. Io arrivo qui questa sera dopo aver partecipato all'Assemblea Nazionale dell'ANCI come unico sindaco veneto nel dibattito all'interno del confronto internazionale con Veltroni, Chiamparino e Del Rio. E durante questo confronto siamo stati tutti concordi nel rilevare che la figura del sindaco è rimasta l'unica ultima carica istituzionale a cui il cittadino, a cui la persona, a cui gli uomini e le donne che vivono nel nostro territorio fanno riferimento, gli unici riferimenti che sono rimasti per le persone. Io quotidianamente ricevo le persone in municipio e l'ultimo mese, nel mese di settembre, abbiamo chiuso con 10 sfratti. Ci stiamo facendo carico noi dello Stato sociale, il welfare è a carico dei comuni, lo Stato non sta più rispondendo ai bisogni della gente. La perdita del posto di lavoro sta generando l'abbassamento della classe, di quella che è la classe media, che sta diventando una classe povera, e noi stiamo rispondendo economicamente. Nel 2008 il nostro sociale era pari a 30.000 euro, ora siamo a 100.000 euro di soldi che vengono dati alla gente per pagare le bollette. Io mi domando, qui c'è scritta una frase di Benedetto XVI, a me piacerebbe che in Italia si tornasse a parlare di politiche per la famiglia, per le persone, per uomini e donne, per il futuro dei loro figli, basate anche sui valori che sono scritti in questa frase. Primo fra tutti, l'ultima frase, la tutela dell'inalienabile dignità della persona umana. Credo che questo sia fondamentale non solo per ridare credibilità allo Stato, ma anche per supportare chi, come gli amministratori comunali, si stanno facendo carica di una responsabilità che forse in questo momento è troppo alta. Quindi la mia domanda è come ritornare a dare credibilità alle persone che vivono nella nostra terra, alla politica, ma allo Stato. A noi amministratori per fortuna ancora danno credibilità perché si fidano ancora di noi, e quale può essere una politica, una proposta politica di sostegno ai comuni per aiutare appunto quelle strutture, gli enti comunali che sono rimasti l'ultimo baluardo dello Stato sociale. Grazie. Grazie.